Mestre, storie di una grande città. Spettacolo dal libro di Michele Boato, Mestre 1950-2025, storie di una grande città dal sacco al riscatto. Mestre, da paese a città, 1900-1975. Mestre è troppo spesso declassata a una non città di 200.000 abitanti, periferia di Venezia, inesistente nella cultura e nella storia d'Italia. Invece è una città piena di problemi, ma anche di cose belle in continua trasformazione, e non è semplice prevederne il futuro. Chi poteva prevedere che dal 1900 al 1975 la sua popolazione esplodesse da 20 a 200.000 abitanti, in parte veneziani emigrati dalla città lagunare, in parte inurbati dalla provincia e da fuori. Solo 10% famiglie mestrine, perciò in questi lunghi anni del 1900 vengono trascurate le sue radici storico-culturali e la città assiste, senza quasi reagire, nel 1950 alla cancellazione del suo preziosissimo cuore verde, il Parco Ponci, sostituito da anonimi palazzoni di via Pio X, come non aveva reagito se non gioito dell'abbattimento della penultima torre rimasta, la Torre Belfredo, nel 1876. E sopporta con flebili mugugni la trasformazione della sua piazza maggiore in una strada, parcheggio, camera a gas, col traffico automobilistico che dilaga dovunque. Solo nel 1986, con 2 anni di iniziative, con gli amici della bicicletta riusciamo a pedonalizzare la piazza e poi allargare l'area pedonale e dar vita a una solida rete di piste ciclabili. E chi ci credeva che da un'assenza quasi totale di verde urbano, 20 cm² per abitante, la peggiore situazione d'Italia, negli anni 80-90 il suo verde si sarebbe moltiplicato coi parchi Bissuola e Piraghetto e poi col parco di San Giuliano e col grandissimo bosco di Mestre? Come bella è la città di Giorgio Gaber, canta Luisa Pasiletti. Vieni città, stai a fare in campagna, se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Come bella la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade, di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, i magazzini, le scale mobili, i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Come bella la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città. Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Come bella la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade, di negozi e di vetrine piene di luci, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, i magazzini di scale mobili, con grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Come bella la città, come grande la città, come viva la città, com'è? Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Come bella la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con magazzini e le scale mobili, con grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Mestre, anni 50. Parco Ponci, azzerato. Il fiume, tombato. Ma la giunta dorme beata. Il sacco è cominciato. A Mestre non sono serviti 20.000 lanzichenecchi tedeschi e soldati spagnoli che nel 1527 hanno attuato l'ultimo sacco di Roma, distrutta la città, uccisi 20.000 abitanti e portata la peste con altri 30.000 morti. A saccheggiare Mestre ci hanno pensato gli immobiliari, gli speculatori e i loro fedeli servitori politici, che fino al 1963 hanno fatto mancare un piano regolatore per dare delle regole all'enorme crescita della città. Ma anche questo non è servito a migliorare l'aspetto deprimente che aveva assunto la città. Il primo episodio del sacco in realtà risale al 1876, con l'abbandono della Torre Belfredo. Il secondo va dal 1910 agli anni 20, la sostituzione dello stupendo parco di Villa Erizzo, cuore di Mestre, che andava dal Foro Boario, poi Piazza Sicilia, alla stazione. 34 enormi edifici con 640 case dei ferrovieri. Il terzo episodio nel 1933 è il primo interramento del Canal Sasso, con l'eliminazione della scalinata, immortalata in un famoso quadro del Canaletto. Poi arriva il più grande sfregio fatto a Mestre, l'incredibile storia della distruzione di Villa Ponci, edificata a inizio 1900 dal farmacista delle famose pillole di Santa Fosca e del parco di 3 ettari che la circonda, un luogo fiabesco che occupava un quarto dell'area del Castelnuovo. Al suo interno un laghetto con piccole barche, canali, qualche elegante ponticello e attorno una fitta vegetazione di alberi secolari, alto fusto ed arbusti. Un gioiello nel cuore della città dove viene anche girato un film dalla casa cinematografica Scalera. I mestrini vogliono conservarlo, ma il comune nicchia. Non possiamo acquistarlo né impedire che altri lo facciano. La giunta offre una cifra assai modesta, 500.000 lire, ai nipoti, eredi di Ponci, che ne chiedono almeno il triplo. E un geometra si fa nominare amministratore dei beni, convincendoli che avrebbe presto ottenuto la licenza di costruire nel parco una ventina di villette in stile polinesiano. Ne fa pubblicità e prima di costruirle incassa già grossi anticipi. Nella notte di Capodanno 1950, mentre le famiglie maestrine festeggiano, con un plotone di taglialegna fatti arrivare dal Friuli, il solerte geometra fa sparire il più bel parco di Mestre, con le sue centinaia di alberi secolari che ricorda un angolo di Versailles. E la famiglia Ponci viene truffata dal geometra, che fugge in Venezuela coi soldi delle caparre e del legname. Arriva una spianata d'asfalto, un parcheggio chiamato Parco Ponci, con a fianco una scuola e una serie di banali, sproporzionati, sconnessi palazzoni, sulla nuova via Pio X, fatta passare sopra il giardino della storica scuola De Amicis. E viene interrato il Rio di San Girolamo, che partiva dal Marzenego, portava acqua al laghetto e tornava nel Marzenego. Sopravvive solo un piccolo lembo del parco, carissimo agli anziani, ma la giunta Cacciari nel 2006 distrugge anche questo piccolo parco in via Pio X per farci costruire il Palazzo col Buco, rimasto per decenni disabitato e senza il dovuto, per contratto, parco delle mura. Nel 2016 un'enorme foto, grande come una parete, nella scuola Viceglio, realizzata lì sulle ceneri del parco e della villa, ricorda la storia delle case polinesiane, con la canzone Ai ai ai, Parco Ponci, stile Hawaii. Parole di Roberta Vasselli, musica di Sergio Renier. E ora sedete, vi narro una storia che molti non sanno, è lontana memoria. Io ero il parco più bello di Mestre, chiedetelo pure alle vostre maestre, una villa sontuosa con grande spoggio. Emerge
reggeva fiera, arricchiva il passeggio. Ai 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 ai, barco Ponci stile Hawaii, e c'era già chi progettava un villaggio alla hawaiana. E in una notte di Capodanno venne annientato grazie a un inganno, piove cemento sui miei laghetti ed anche i cigni volarono sui tetti. Un parcheggio anonimo ha tombato tutto, ma proprio tutto, 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 cancellando per sempre il mio verde distrutto. Ai 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 ai, barco Ponci stile Hawaii, e il geometra sognava la sua isola lontana. Vorrei sognare ancora di sognare, e là dove ero nato ritornare, così a rinascere mi sentirei apprezzato e non solo emozionare con vecchie foto. Quindi io chiedo a voi cittadini, grandi e piccini, volete che torni il parco di tutti i mestrini? Ai 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 ai, vai, parco Ponci stile Hawaii, e il geometra impunito dava tutto il ben servito. Ai 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 ai, vi è piaciuta la mia storia? Può servire se non altro a rinfrescare la memoria. Se non ci sono sedie, portatele da fuori che ci sono. Anni 50-70, si continua a deturpare Mestre. Mestre anni 60, dormitorio, alveare, e un sindaco compra e rivende Barene Salmastre per farne un aeroporto. Il periodo più buio di Mestre va dal 1900 al 1980. Dal 1910 al 1950 avviene il tombamento del ramo sud del fiume Marzenego, Rio delle Muneghe, che siamo riusciti a riportare alla luce solo 60 anni dopo, grazie soprattutto alla forte azione di Amico Albero. Negli anni 60 ecco la tangenziale costruita proprio dentro la città col suo traffico, i rumori e i gas di scarico. A partire dagli anni 80, con la drastica riduzione degli addetti a Porto Marghera, Mestre, giorno dopo giorno, si trasforma in un variegato dormitorio per turisti, che per visitare Venezia cercano di risparmiare. Nuovi alberghi attorno alla stazione, case affittate solo ai turisti, grattacieli con vista su Venezia in progetto a Viale San Marco, sul primo binario della stazione di Mestre e a Marghera, dove si è abitato per un soffio la bestemmia del Palais Lumière del miliardario parigino-trevigiano Pierre Cardin, ovvero Piero Cardin. Perciò l'immagine di Mestre senza identità, periferia di Venezia, brutta, permane ancora nell'opinione pubblica. Una non città, non luogo, come un capannone dismesso, un ipermercato, un motel d'autostrada. Dopo la miriade di palazzoni che ne hanno caratterizzato la crescita negli anni 50-70, arrivano i grattacieli che incombono sull'area del Castelvecchio, ex ospedale Umberto I, su Viale San Marco, e i due mostri progettati proprio sopra il primo binario della stazione, a occupare addirittura un altro pezzo dello striminzito piazzale, il peggiore di tutte le stazioni del nord-est. E l'assedio del cemento si somma a quello del traffico crescente, delle antenne che aumentano il livello di elettrosmog nell'atmosfera, minacciata anche dai gas e polveri tossiche
dei nuovi inceneritori. Canzone Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, canta Luisa Paesinetti. Non solo Luisa Paesinetti, anche loro cantano adesso. Certo. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della mia Gluck si divertiva a giocare con me. Un giorno disse vado in città, e lo diceva e mentre piangeva io ti domando amico non sei contento? Vai finalmente a stare in città, là troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, se qui sono nato, questa strada la lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro cemento, ma verrà un giorno che ti porterò ancora qui. E sentirò l'amico Andrea che sia così. Wow, passano gli anni, ma occhio sono lunghi, però quel ragazzo mi ha fatta restare, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi può moderarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, latrame e cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città. Che quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Addio chimica di morte. Mestre, anni 70. Da ville a case e case graziose a enormi tristi caserme. Il gas delle macchine dilaga, sommandosi al gas di Marghera. Dopo l'occupazione della stazione del 1° d'agosto 1968 con gli operai del petrolchimico, in lotta per un aumento salariale uguali per tutti, e dopo i 3 giorni di barricate per i minimi diritti degli operai delle imprese d'appalto del 1970, la battaglia più epica, ma stavolta a difesa dell'ambiente, l'abbiamo condotta dal 1984 all'88, contro lo scarico a mare di 3.600 tonnellate al giorno di fanghi al fosforo, sottoprodotto dai fertilizzanti chimici Fertimont, dei detersivi Ausidet e di Montefluos, produttrice del micidiale Freon CFC, propellente spray, primo responsabile del buco dell'ozono. Si inizia nel 1984 con una denuncia
L'Adriatico è da anni colpito da eutrofizzazione, alghe puzzolenti e pesci morti. Sotto accusa, giustamente, il fosforo dei detersivi, fertilizzanti, scarichi fognari e zootecnici. Ma si tace sulle bombe chimiche che alle 5 di ogni mattina partono da Marghera con la nave Achille L e le scarica al largo del Lido. In un anno il Po, collettore fognario di tutto il nord Italia, scarica a mare 5.500 tonnellate di fosforo, ma la sola Montedison ne aggiunge, coi fanghi, 2.500, con un inquinamento equivalente ad uno scarico fognario senza depurazione di 4,5 milioni di persone. I politici e le categorie economiche veneziane fanno muro, ma col professor Giorgio Nebbia, docente di merceologia all'Università di Bari, presentiamo un ponderoso studio 1000 modi di riciclare i fosfogessi, proponendo di utilizzarli come sottofondo stradale, come si fa da anni in Florida. Addirittura scopriamo un documento Montedison in cui si precisa che i fosfogessi di Marghera possono diventare il sottofondo di circa 20 km di strade all'anno. Compriamo 3 barchette di plastica con motorini da 1 cavallo alle 4 di notte del giorno 29 gennaio 1987, assieme a un barcone con una decina di giornalisti e operatori televisivi e 2 barche veneziane, armati di un megafono e di un paio di striscioni, il Mar Adriatico, Gadavivar, noi fanghi Mortedison, ci avviciniamo in silenzio, senza luci, al molo dell'Agremont. Ci arriviamo poco prima delle 5, l'ora in cui salpa la nave carica di 3.600 tonnellate di fosfogessi. Scivoliamo lungo la fiancata, ci appoggiamo alla prua smisurata, appiccicandovi degli adesivi. Abbiamo un po' di paura, ma siamo determinati a non farla partire. Sulla banchina si accendono le fiaccole di una decina di ambientalisti. Dalla nave partono pesanti insulti e il capitano ordina di partire, rivolgendo al centro del canale la prua con attaccate 3 barchette su cui piovono ettolitri d'acqua mista a nafta, che i marinai lanciano tentando di affondarci. Il capitano mette i motori a pieno regime e la toppa di Stefano, che sta di traverso alla prua della nave, rischia di rovesciarsi. L'acqua che la riempie e la velocità della nave le impediscono di sganciarsi. Gridiamo assassino al capitano, che rallenta per un attimo, così la toppa può sganciarsi. L'azione, durata 50 minuti, va su tutti i telegiornali e l'indomani sulle prime pagine dei quotidiani e sul settimanale Panorama, che ha mandato Sandro Poeri, futuro direttore di Focus, a seguirci, il Gazzettino a tutta pagina scrive: e il sindacato dice ai Verdi: siete come buffoni. Non si smentisce, come il ministro, che lo stesso giorno autorizza lo scarico per altri 20 mesi. Sembra che la storia non finisca mai, invece è l'ultima proroga. L'arembaggio fa il suo effetto e il 30 giugno 88 scade definitivamente la concessione per le 100 tonnellate Montefluos. 1000 tonnellate Montefluos, con nessuna perdita di posti di lavoro, perché viene inaugurato solennemente un impianto di riciclo dei fanghi come gesso granulare per il cementificio di Barletta e finalmente il 30 settembre 88 scade la concessione per lo scarico delle ultime 2300 tonnellate di fosfogessi a Grimont. È una data da ricordare, il mare ringrazia. 20 anni dopo se ne va anche il fosgene. Le prime battaglie contro la produzione di TDI, toluene isocianato, col suo intermedio, il tremendo gas fosgene, risalgono al 1971, ma non hanno successo, nonostante una forte campagna di opinione causata dal terrore per alcune grandi fughe di gas e neanche le centinaia di morti di tumore al fegato dal CVM, altro tremendo gas a base di cloro, intermedio della plastica PVC, coi relativi processi e le ridicole condanne finali. Arrestano la morte chimica, le autorità tergiversano senza decidere. La svolta arriva la sera del 28 novembre 2002, quando Marghera arriva a 20 metri da Bhopal. Un incendio nel reparto TDI della Dow Chemical
si ferma per miracolo a 20 metri dal deposito dove sono stoccate 12 tonnellate di gas fosgene. Si sfiora una catastrofe immane, come quella successa nel 1984 in India, a Bhopal, in una fabbrica della stessa Dow Chemical, con centinaia di migliaia di morti. La popolazione di Mestre, Marghera e Venezia è terrorizzata. Si fanno assemblee settimanali e si presentano decine di denunce per danno morale che tengono alta l'attenzione sul mostro chimico. Da novembre 2004 l'Assemblea contro il rischio chimico e l'Equo Istituto del Veneto raccolgono 12.600 firme per un referendum comunale. Volete che continuino la produzione e la lavorazione del cloro, del CVM e del fosgene? Le firme sono consegnate al comune, ma il segretario comunale, che pure ha convalidato il testo del quesito prima di avviare la raccolta, chiede al Ministro degli Interni se la competenza è comunale. Il Ministero risponde che ci sono varie competenze, ma non nega esplicitamente la possibilità del referendum. Invece i partiti contrari e i sindacati si inventano il rischio che la Corte dei Conti addebiti loro la spesa, così 32 consiglieri contro 4 bocciano il referendum. Il sindaco Cacciari, anche per rispetto dei cittadini firmatari, decide di indire un sondaggio postale mantenendo lo stesso quesito. Si vota in piena estate, giugno-luglio 2006, malgrado molte schede non arrivino in un quartiere e altrove siano messe sulle scale, finendo nella carta straccia come pubblicità, malgrado i mondiali, la gente in vacanza e le scelte confuse dei partiti. Alcuni invitano a votare no, altri sì, o a non votare, o libertà di coscienza. Su 219.000 elettori rispondono oltre 80.000. È un plebiscito, l'80% vota no a CVM e fosgene, solo il 20% vuole che si continui a produrli. Il sindaco è sorpreso da questa risposta e dichiara di voler proseguire queste consultazioni su altri temi, ma si guarderà bene dal farlo. E il comune non prende alcuna decisione. Invece, sorpresa, dopo un mese, nell'agosto 2006, la Dow Chemical decide di chiudere definitivamente l'impianto del fosgene, dichiarando di sentirsi indesiderata dalla popolazione, e a dicembre vuota gli impianti, tra cui il pericolosissimo deposito di fosgene, senza nessun licenziamento. Ora si respira un po' meglio, ma va finanziato con fondi già stanziati il riuso delle aree dismesse di Porto Marghera, non per far arrivare ancora in laguna i mostruosi condomini delle crociere, ma per produzioni compatibili e servizi anche sportivi, che invece si continuano a localizzare sui campi agricoli a Tessera, cementificando prezioso suolo. E le ex aree industriali più degradate possono essere coperte da distese di pannelli fotovoltaici senza oscurare campi coltivati. Tutto questo non è libro dei sogni, solo così saremo orgogliosi di abitare nella bella città di Mestre. Canzone Il respiro della terra, testo di Antonella Barina, musica di Monica Giori. Il respiro della terra, il sopire delle fronde, sussurra le foglie, intazzate spighe bionde. Il respiro della terra,
Parchi, Piraghetto e Visuale. È dagli anni '80 che a Mestre si comincia a vedere un movimento di riscatto. Grazie all'aggiunta di un sindaco campagnolo, Mario Rigo, che fa diventare un'area vuota caratterizzata da uno stagno nel grande parco Bissuolo, poi dedicato ad Albanese, vittima delle Brigate Rosse, e sostiene la protesta delle mamme del quartiere Piave, dando vita al prezioso parco del Piraghetto, a 2 passi dalla stazione. La nuova Mestre, piazza pedonalizzata e piste ciclabili. Mestre anni '80, cortei di ciclisti la solcano, portando un po' d'aria pura. La piazza si svuota di fumi, accoglie le mamme e i bambini. Poi, con gli esordienti amici della bicicletta, grazie a 2 anni di bicifestazioni, blocchi di traffico, arriviamo nel 1986 alla pedonalizzazione di Piazza Ferretto e nel 2000 alla posizione della nuova fontana, nella nuova fontana della statua nudo seduto del grande scultore mestrino Alberto Viani, donata al comune da sua figlia Eva. Poi seguono, su stimolo di urbanistica democratica, decine di chilometri di piste ciclabili, la più importante delle quali congiunge finalmente Mestre a Marghera. Passeggiando in bicicletta di Riccardo Cocciante canta Luisa Pasinetti. È sempre pubblico. Ah, certo. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la lunetta mattina, prendere una goccia di brina, ma che faccia non sai.
passeggiando in bicicletta accanto a te. Senza fretta, sentendo il giro. Da che parte siamo adesso in teoria, culture non mi stanno a dire. Ma freno e poi mi scendo. Scusami se ti sto abbracciando. Scusami se ti sto abbracciando. Il pensiero va oltre quel giardino. Vedo una casa no, vedo scritto no. Passeggiando in bicicletta accanto a te. Senza fretta, la domenica mattina. Delle tue goccia di guida, ma che faccia chissà la mattina. Vai in letto respirando, mentre mi sto innamorando. Mentre mi sto innamorando. Mentre mi sto innamorando. Mentre mi sto innamorando. E un applauso anche a Dario Busetto. Calma signori, calma, cosa state facendo? Ma siete impazziti? Alla vostra età, abbracciare gli alberi. Su, non fate i bambini, lasciateci lavorare, abbiamo tutto il filare da tagliare, tutta la città da risanare. Ehi tu, ma dove credi di essere? Al circo equestre? Che ti arrampichi a fare su quel platano? Scendi subito, è pericoloso sedersi su quei rami, puoi cadere, farti male. Come? Non scendi più giù. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? E poi stai dando il cattivo esempio ai bambini che ti guardano. No ragazzini, via da lì, tornate subito a casa. E voi signori, portate i vostri figli via, volete che si facciano del male? Ma non capite che se usiamo le motoseghe qui ci può scoppiare il morto, scappare il morto? Mio Dio, anche voi fate le scimmie adesso. Ma che città è questa? Che epidemia vi ha preso? Scendete subito da quei rami! Signora, per favore, almeno lei, alla sua età! E voi, cari vigili, cosa fate? Non intervenite? Non vedete che qui la popolazione sta violando la legge? Non permette di eseguire le ordinanze del sindaco? Perché questa è una ordinanza e voi dovete farla rispettare. Cosa dite? Non potete mettervi contro i vostri concittadini? Ma allora siete anche voi degli irresponsabili. Non lo capite che questi alberi disturbano il traffico, limitano la visibilità, rompono l'asfalto delle strade, sono una vera palla al piede per lo sviluppo della nostra città? E poi noi abbiamo vinto l'appalto, perciò abbiamo diritto di tagliarli tutti e di vendere la legna dei rami e dei tronchi. Chiaro? Pronto, signor sindaco? Perché non può venire? Cosa c'entrano le elezioni? Ho capito, la prossima volta votano anche gli alberi. Bene signori, noi ce ne andiamo, tenetevi i vostri alberi ammalati, chissà cosa ci trovate di così importante in 4 rami storti e 2 foglie secche. Emergenza ambientale, Sergio Regnano. Ecco, vai. Sono cresciuto a Marghera, cullato dai fumi di una ciminiera.
Giuro non è stato poi così male, girava di tutto a ritmo industriale. Facevo il ponte della libertà quando ancora sul 6 si poteva fumare. Davanti a me le due grandi realtà si rivelavano in maniera brutale. C'era Marghera e Venezia. E allora senti amico, dimmi quello che pensi di questa situazione che non ha precedenti. Dimmi se davvero a te sembra normale finire sott'acqua per un temporale. Spiegami perché tombano i fossi, spiegami perché se li hanno messi i nostri vecchi. Io non riesco a darmi nessun'altra spiegazione, per qualcuno l'emergenza è un'occasione. Qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare, vedo, bisogna reagire, non si può stare solo a guardare. E allora alza la testa senza paura, questa canzone è per madre natura e arriva dopo l'ennesima sciagura. La terra è la forza della nostra cultura, fatta di contraddizioni infinite, laboratorio di cause perdute, ma qui Bortolozzo ha riscritto la storia, dobbiamo a lui quella grande vittoria. Qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare, vedo, nessuna voce più forte di quella del cuore. E allora scendo giù in strada vestito da matto per da dove vengo e guarda dove sto andando. L'Italia sta affondando e qui non va di certo meglio, capannoni dappertutto, un mare di cemento. La crisi non si ferma, la crisi è un'invenzione, ci vuole nuova linfa, non c'è altra soluzione. Siamo circondati dalla speculazione, sei pronto per una sana ribellione? La Valsugana, Emergenza ambientale. Tessera City, Emergenza ambientale. Veneti City, Emergenza ambientale. Veneti City, Emergenza ambientale. la Val di Susa, Emergenza ambientale. il petrolio e il carbone, Emergenza ambientale. il cemento che continuano a mollare a Marconzi, è un disastro, si chiama metastasi Marconzi è proprio a metastasi che dice Mercalli, e quindi tutti insieme Emergenza ambientale. qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare, vedo, riesci a capire, non c'è un'emergenza ambientale, qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare, vedo, riesci a capire l'importante, come diceva il nostro Gaber, è partecipare. Negli anni 90 l'orrenda discarica diventa l'inizio di un parco che porta i mestrini in laguna. Dal piccolo bosco dei Carpini riparte il gran bosco di Mestre. Grazie soprattutto alla visione Mestre Bella del prosindaco Gaetano Zorzetto e all'assessore urbanista Stefano Boato, nasce l'idea di trasformare con un concorso internazionale un'orrenda discarica di rifiuti affacciata sulla laguna a San Giuliano, nel grande parco da 700 ettari che sarà progettato dall'architetto Di Mambro. E dalle risorgive di Castelfranco scende in laguna il fiume Marzenego, attorno a cui è nata, oltre 2000 anni fa, la prima Mestre. È tempo che il cuore della nostra città diventi un parco fluviale. Un'altra importantissima svolta è la lunga iniziativa coronata di successo del comitato Forte Marghera Stella d'Acqua, che ne ha impedito la privatizzazione. Il comune, dopo l'acquisto dei forti del demanio militare, aveva scelto di darlo in concessione a Fiat Impregilo e Benetton per la realizzazione di una città del bambino con ingenti aumenti di cubatura e la riconversione del forte in grande magazzino tematico, polo d'attrazione turistico-commerciale. In risposta a questa scelta, nel settembre 2008 viene presentato il manifesto in difesa di Forte Marghera e per la sua riprogettazione in forma partecipata, sottoscritto in pochi giorni da migliaia di cittadini.
Nel giugno 2011, quando la nuova giunta vuole inserire il forte tra i progetti di finanza, la cittadinanza si mobilita organizzando eventi, raccogliendo firme e bloccando l'amministrazione, dando vita a un percorso inclusivo costruito dal basso e autofinanziato col nome Gruppo di lavoro per Forte Marghera Stella d'Acqua per definire linee guida e progetto di fattibilità. Da settembre 2011 un programma di 6 mesi promuove una serie di incontri basati sul confronto creativo che dà voce a componenti diverse di popolazione, coi tavoli tecnici che verificano la fattibilità delle proposte emerse. Si coinvolgono le scuole superiori per far incidere i giovani sulle decisioni. Al liceo Franchetti si tiene l'incontro Che forte, decido anch'io. C'era qualcuno di voi? Sì, c'era. Decido anch'io. In cui, rispondendo alla domanda quali idee per il futuro di Forte Marghera bene di tutti, 350 persone elaborano proposte poi discusse su 20 tavoli, in 20 tavoli su il forte come oasi naturalistica, le modalità di gestione, la presenza di artigiani e di artisti, il restauro degli edifici, eccetera. Le idee sono caratterizzate dalla scelta di fondo di garantire una piena fruibilità del forte, sentito come bene comune della città, tutelandone molti degli aspetti già presenti. Ci si occupa di accessibilità e relazioni del forte con la città, di uso degli spazi, modalità tecniche e costi del recupero, come finanziarlo e gestirlo, quei concetti guida di apertura alla cittadinanza, accessibilità sociale, sostenibilità, condivisione, flessibilità, conservazione, multifunzionalità e intercultura, recupero dell'identità storica, sobrietà e bellezza, sussidiarietà, trasparenza. Questi concetti diventano il nucleo delle linee guida per orientare azioni e riflessioni sul forte, presentate nel marzo 2012 perché il Comune consideri effettivamente quanto emerso dalla progettazione partecipata. E dopo varie vicende, nel 2015 il Comune costituisce una fondazione pubblica che si occupa del forte, che diventa il luogo della terraferma più frequentato, soprattutto dai giovani, dove si svolgono iniziative culturali e ricreative. Così, con l'iniziativa dei cittadini come valido riferimento, è sventato il rischio della privatizzazione. Ne è prova l'iniziativa dell'Università Ca' Foscari che, prendendo spunto dalle linee guida, propone di realizzare il ponte ciclopedonale tra il campus scientifico di Via Torino e il forte. Quelli che parlano col mare, testo di Antonella Barina, musica di Monica Giori. Ci proviamo. Quelli che parlano col mare, mi dovete aspettare. Quelli che parlano con il mare, mi dovete rispettare. Sono voci di bambini che raccolgono conchiglie, sono occhi aperti sulle sue meraviglie. Sono vecchi che conoscono l'onda che porta via, pescatori che indicano quella è casa mia. Sono fari puntati contro le stelle, sono stelle di mare, sono lune gemelle. Ehi, 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 ehi.
po', Acciacca. un po' ammalata e ce l'ha fatta venire. Stiamo addirittura d'arrivo. Musica, Jimmy e Lucio 48. I Mestre, nel nuovo millennio, riscopre il suo fiume Marzenego, ma l'onda che assale Venezia si assedia, invade ogni angolo. Ritorna il sacco di Mestre. È ora di riscoprire Mestre come hanno fatto i docenti e gli studenti dell'Istituto Sperimentale per Geometri Massari, elaborando decine di progetti per la valorizzazione della città, come il parco fluviale del Marzenego o la rinascita di piazze e ville nei quartieri Gazzera, Favaro e Carpenedo. È solo così che la città può crescere socialmente e culturalmente, ridarsi un'identità, attirare energie giovani, vivere una vita diversa e complementare a quella di Venezia. Lo fanno le forze vive della città che continuano a produrre cultura, impegnandosi perché le lobby speculative cedano alla forza del bene comune. Di tanti e tante ne ricordiamo solo un paio. Jimmy, il menestrello di Mestre. Sabato 8 agosto 2015, Jimmy, al secolo Roberto Sergi, avrebbe festeggiato 64 anni, ma il 4 agosto, dopo una malattia fulminante, la morte trasforma la festa di compleanno nel rito dell'ultimo addio al cimitero di Chirignano. Jimmy suonava sotto la torre di Piazza Ferretto, nelle gallerie Barcella e Matteotti Toniolo e in campo San Rocco a Venezia. In moltissimi lo abbiamo stimato come una voce sincera e rigorosa che cantava Dylan, i Beatles e le sue produzioni personali in italiano e veneziano. Lui era la musica, era una persona di cui tutti hanno un bel ricordo, anche se in passato ne ha combinato. Michele cosa prendete? Tocca agli ami. Tocca sempre. Tocca agli ami. Però mi sono complicato la vita perché qualcun altro canterà Blowing in the Wind. Posso prendere un leggio? Sta cantando una delle canzoni che cantava Jimmy. Sì, potevo semplificarmela con un Blowing in the Wind, però pensavo la facesse qualcun altro, tipo l'armonico, No, sei non tu. avevo capito niente, come dicevo. E allora, mi sono a imparare Like a Rolling Stone. Insomma, andiamo comunque abbiate, come dire, non si fa, sì, ecco. Adesso ho detto, vabbè, facciamola. Su che sì. Quindi tu mi girerai i fogli dopo. Io ci provo. Ma la luce non ci vedo tanto. Non ci vedo, siamo quindi, no, va bene qua, sto bene qua, lo scurino vabbè, quindi in qualche maniera farò, dai, arriveremo in fondo. La cantate voi, come diceva Luisa prima. Il ritornello perlomeno la faccio intanto bassa, che così non c'ho più paura subito. Parto piano, vedo se avete pazienza. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of time in your prime, didn't you? People call, say beware dog, you bind a fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel to be without a home? No direction home. Lo dicevo dopo. You're gone to the finest school, alright, it's lonely, but you know you only used to get just a day. Nobody's ever taught you how to live on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you'll never compromise. Quel boato,
with a mystery trap, but now you realize it's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you wanna make a deal? How does it feel? How does it feel to be without a home, with no direction home, like a rolling stone? You never turned around to see the crowds and the jugglers and the clown when they all did tricks for you. You never understood you ain't no good. You should have let other people get your kicks for you. You used to ride on the crumbles with your diplomat, who carried on his shoulder a Simon scared, and it hard when you discovered that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal. How does it feel? Vai con le mani. How does it feel? Oh, vai che è l'ultima strofa ancora. To be without a brandy, like a complete unknown, like a rolling stone. Voices on the staple and all the pretty people got a made of drink and made it. Got it made. It's charging all precious gifts, but you better take your time and regularly. You better put it paid. You used to be so amused, and the body of Rex and the language that it used. God, and now it goes you can't refuse. When you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like no complete unknown, with no direction home, like a rolling stone, like a rolling stone, like a rolling stone. Abbiamo fatto resuscitare Rimini. Grazie, scusate ragazzi. Grazie Ariston. Sergio, ci vedi? Sì, tranquillo. Pochissimi mestrini sanno che nel 1957 nasce a Mestre Lucio 48, autore col suo partner pure mestrino, Francesco Sartori, di Con te partirò, portato nel 1995 da Andrea Bocelli al successo mondiale. È il brano italiano più conosciuto al mondo, più di Volare di Modugno, che a sua volta aveva oscurato il sogno. Purtroppo Lucio, vittima di una grave depressione, si suicida il 31 luglio 2012 gettandosi dal sesto piano di via Fradeletto. Ma per noi 48 è più vivo che mai. Con te partirò di Lucio 48 canta Luisa Frasinetti. È stata più fortunata di te, hai visto? Sì, è bella tosta. Però la cantiamo tutti assieme. Pronti?
so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te partirò. Mestre, storie di una grande città. Passiamo a questo momento importante. Chi ha visto il Gazzettino oggi addirittura ha messo in 2 articoli del Gazzettino, nella pagina cultura e nella pagina di Mestre, perché hanno capito che non era una bufala, perché tante volte si fanno le bufale, diciamo che la tal persona è la migliore del mondo, no? Allora lo mettono in copertina, ma hanno capito perché ci hanno chiesto, e la cosa anche, Paolo mi raccomando, ci hanno chiesto come mai, perché eccetera. Allora noi abbiamo deciso da quest'anno di associare alla premiazione delle tesi di laurea, che faremo subito dopo. È arrivato il... perfetto, e che faremo subito dopo, sono tantissime tesi di laurea, abbiamo fatto un lavoro enorme, 137 tesi, ma abbiamo voluto mettere in anticipo invece una cosa locale, perché il senso di questo spettacolo è non solo dire le cose, il sacco eccetera, ma dire anche il riscatto. E il riscatto di Mestre non è fatto solo di battaglie, di elezioni, di sindaci, li abbiamo nominati, no, non abbiamo nominato Giorgio Sarto, che doveva essere nominato sul Massari, perché quando abbiamo detto Massari è qui sua moglie, e noi lo vogliamo ringraziare perché Massari vuol dire il più grande laboratorio per migliorare Mestre, Istituto Tecnico Sperimentale, non solo da queste cose ma anche da singole persone che facendo il loro lavoro o facendo delle cose che potevano benissimo non fare, hanno portato in questa città energia nuova, hanno portato storie nuove, hanno portato cultura nuova. E sono queste 2 persone quest'anno, Sergio Barizza, che abbiamo qui a fianco, e Eva Viani. Leggo la motivazione prima di Eva Viani.
che non voleva assolutamente essere premiato, che si sta nascondendo dietro alla colonna per mio padre. Premio Mestre Comunità 2025 ai Vaviani, che regalando al comune la statua Nudo seduto dello scultore Alberto Viani, suo padre, ha contribuito dopo decenni di sacco urbanistico alla rinascita di Mestre. La copertina del libro che voi avete visto riporta proprio questa statua in primo piano e dietro c'è la torre, a significare le due ere, un'era storica e un'era moderna, un'era che noi vogliamo spingere, rappresentare. Quindi questo attestato che lei si metterà in cornice, ma c'è già una cornice, eccolo qua. Se tu ti alzi facciamo una foto, la facciamo assieme e poi dico quella di Sergio, alziamoci tutti così la Mitia Chiarin della Nuova Venezia è felice di questa cosa. Allora leggo anche quella di Sergio Barizza. Sergio Barizza, che con la sua attività storica di storico, saggista e archivista, tanti anni a inventare praticamente l'archivio, soprattutto quello di Mestre, anche che non c'era. Adesso è un angolo. Di un angolo nascosto, ma noi siamo positivi e tornerà fuori. Ha contribuito alla riscoperta della storia di Mestre. Quindi a voi due, questo è stato. E questo premio, non dico più importante, perché l'importante è sapere che si capisce cosa hanno fatto, ma questo è importante perché queste sono due grafiche di Dario Fo, che autentiche e che hanno una numerazione da 1 a 100, una è 60 e uno è 19. Sono grafiche preziose che noi regaliamo molto volentieri a Sergio e ringraziamo Marina Salvato che ce le ha fatte avere con il mettere in campo gli spettacoli delle foto. Questo è soltanto il primo anno. Noi adesso lanciamo anche una specie di piccolo referendum, ma molto sottile, non vero. Se avete delle segnalazioni di questo genere per l'anno prossimo, fatecele. E poi ci sarà la commissione, la stessa, quella con Paolo Stevanato, con Franco Rigosi, insomma quella che lavora sulle tesi, che alla fine deciderà chi saranno i prossimi due e vedremo. L'anno prossimo saranno altre 2 persone. Quest'anno Eva Viani e Sergio Barizza, secondo noi, andavano assolutamente premiati. Voglio dirvi che in 5 minuti abbiamo deciso, non in 2 ore di discussione. Sì, c'era anche l'Anna Ippolita che poteva essere premiata, però alla fine è stata scartata. Va bene, sarai per l'anno prossimo. Bene, questo è il secondo step. Basta, qui ci siamo fermati. Adesso passiamo al terzo step. Ecco a voi, 2 parole. Prego. 2 parole noi? Certo. Io veramente sono molto imbarazzata perché grata di questi riconoscimenti in cui soltanto in parte io ho potuto contribuire, perché in realtà è l'opera di mio padre, che non certo mia, e anche la collocazione dell'opera in piazza Ferretto è stata molto sostenuta dall'architetto Zordan, che stava allestendo il rifacimento di piazza Ferretto. Quindi io sono grata soprattutto del fatto che la popolazione abbia gradito la presenza di un'opera d'arte che non facilissima in realtà da riconoscere, e quindi sono lieta che questa cosa abbia potuto trovare il consenso della cittadinanza. Bene. Per il resto una cosa anch'io, sì, 2, meglio 2, ma molto brevi. Una, all'interno di tutto quel discorso che hai fatto sulla Mestre manca un piccolo paragrafo, inseriscilo, ed è la storia di M9. Come qua c'è la tecnica, perché siamo buoni, avventura. vabbè.
questa è una storia mia personale che mi fa anche piangere, per cui non voglio parlarne qua, ma c'è stato un gruppo di gente, fra i quali Giorgio Sarto, fra i quali io, fra i quali tutta l'associazione Terra Antica, l'associazione La Salso, le altre, che abbiamo lottato per 10-15 anni per avere un museo di Mestre. E non un museo solito, non so, magari con caffettiera a Vezza, con bicicletta a Vezza, con che roba, che va anche bene, ma insomma, se robe in Fiantin. No, un museo di Mestre proprio che si innesti sulla storia recente, no, di Mestre, che analizzi, che proponga, eccetera. Di questa idea è rimasto solo il nome, M9. Tutto il resto è tutta un'altra cosa. Tenetelo presente, cittadini mestrini, e guardate. Non dico altro perché non voglio fare polemiche, comunque c'è solo il nome e sono stato contento quando all'inizio di quest'anno ho letto sul giornale che l'ingegnere, il ingegnere Marinese, che è a capo della fondazione eccetera, ha detto beh, forse sarebbe opportuno cambiare il nome di M9. Bravo, sarebbe ora cambiarlo e trovare un altro. Primo discorso. Il secondo invece l'ho già accennato brevemente, cioè io ho speso 30 anni della mia vita per recuperare, anche qua mi viene a piangere, scusa il fiore, ma ho 85 anni, a un certo punto ero... No. 30 anni della mia vita per recuperare quella che è la memoria, diciamo così, cartacea di Mestre. Non è l'unica memoria, perché sono anche memorie le lapidi, sono memorie i monumenti, sono memorie i resti, le mura, eccetera. Però la memoria è complesso, tutto questo complesso di cose in cui ci sono anche le carte e i documenti, perché se uno ha un testamento del 1300 che parla di Mestre, da quel documento del 1100 riesce anche a capire magari come era Mestre nel 1300 e non come te la raccontano come una fiaba. Ecco, ho perso 30 anni della mia vita per tirare su un archivio anche molto decente, molto ben ordinato, con tanto di indice informatizzato, pensate voi, che ho chiesto vanamente al sindaco Cacciari e soci a suo tempo di metterlo direttamente in internet, perché il fatto no, niente. E adesso l'archivio è in un angolo al quartiere Pertini, che se uno deve andare a consultarlo per fare la tesi deve mettersi nelle sempiterne code comunali e aspettare che lo chiamino fra 15, 20, 50, 200 giorni, che è una cosa vergognosa. Basta, perché sennò mi metto a piangere.